Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Settima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni nella mongolfiera di Radio Nostra. Sono io, Gianluigi, con me c'è Rossella. Ciao Rossella. Bene, abbiamo tanti ospiti questa sera. Partirei subito col primo brano, City Bender, Here Comes Santa Claus. Microfoni spenti, potete parlare, c'è il doppio audio. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling Ma down il mio o il vostro? Il mio. There's a begin, children singing, all is merry and bright. Hang your stocking and say your prayer, 'cause Santa Claus come tonight. Sì, chi è che dice pronto? Come Santa Claus, right down Santa Claus Lane. No. Ok, ti si sente, adesso ti chiudo anche il microfono. Disattivo anche a Luigi, perché sennò si sente il rumore. No, dopo dovete attivarlo da voi, perché io non riesco a attivarlo almeno. Eccoci qui con la settima puntata. Rossella, partiamo subito con la nostra mongolfiera. Stiamo qui fermi perché un bollettino piccolo, perché il primo ospite è qui vicino a noi, vicino alla nostra mongolfiera. È con noi Rodolfo Dalla Mora. Ciao Rodolfo. Buonasera a tutti. Buonasera architetto.
E Rodolfo Dalla Mora è un architetto ed è anche, soprattutto, credo, un disability manager, e cioè, l'aveva già spiegato, l'abbiamo già avuto ospite lo scorso anno, si occupa di, vuole dirlo lei meglio, architetto? Sì, allora il disability manager è un facilitatore, un creatore di reti, una persona che cerca di costruire reti, ma soprattutto rendere accessibile e inclusivo la città, l'ambiente fisico, ma anche di supporto alle persone con fragilità e con disabilità in generale. E lo fa anche presso strutture importanti come ospedali o, no, o strutture comunque importanti che accolgono tantissime persone. E allora purtroppo abbiamo ancora bisogno della giornata per le persone con disabilità, no? Sarebbe bello se non ci fosse più bisogno di questa giornata. Quali sono, secondo lei, i problemi? Perché noi quando pensiamo ai problemi di una persona con disabilità pensiamo alle scale, al marciapiedi che non ha la discesa, all'ascensore che non c'è, ma c'è altro, giusto? Certamente sì. Sì, anch'io sono contrario alle feste comandate, in particolare a questa giornata internazionale della disabilità. Tutti quanti si danno da fare, enti, istituzioni, associazioni, per rivendicare questa cosa, una sorta di, come dire, comunicazione che esistono le persone con disabilità. Sinceramente, io di solito in quella giornata non faccio nulla, non faccio proprio nulla. È inutile fare una volta all'anno, giusto farlo quotidianamente, costantemente, lavorando, costruendo reti, eccetera. Quello che ha detto lei è vero perché il tema della barriera in sé può essere superato con metodi tecnologici, ormai siamo arrivati a livelli che le nuove tecnologie assistive e ausili riescono a superare barriere anche insormontabili. Il problema di base è la barriera culturale, ma soprattutto anche l'aspetto della mancanza di reti di supporto, ma anche di risorse. Il punto base è quello della risorsa. Quindi diciamo che purtroppo siamo arrivati a un livello di definizione della disabilità e tutto il contorno che ci va dietro. Pensiamo all'ultima legge, la famosa legge delega sulla disabilità, è stata emanata ancora anni fa, che sono stati anche approvati recentemente i decreti attuativi. È la legge 227 del 2021 e il decreto è 62 del 2024. Diciamo che dal punto di vista delle definizioni è straordinaria, perché si introduce innanzitutto tutta una serie di concetti, tipo la vita indipendente, il concetto di vita indipendente, quindi una persona teoricamente può progettare anche in maniera personalizzata e addirittura lei stessa un progetto di vita indipendente attraverso una valutazione multidisciplinare, che questo è il concetto di multidisciplinarità che prima non c'era, quindi, e soprattutto la definizione di disabilità e di valutazione della disabilità. C'è tutta una serie di concetti che sono bellissimi, che però dal punto di vista poi tecnico, pratico, operativo, le risorse sono scarse. Andiamo Quindi, sempre lì, vero? Andiamo no, sempre ma lì sul tema delle sempre risorse. delle risorse. Il problema delle risorse sta alla base di tutto. È come, ad esempio, un'altra figura che purtroppo, sì, diciamo che in fase di definizione è quella del caregiver. Il caregiver è una figura importantissima di supporto alla persona con disabilità. E se tu mi proponi, tra virgolette, dei contributi, diciamo, a pioggia e con limitazioni di reddito, ma soprattutto anche con budget molto bassi, cioè, perde in sé tutto il suo significato e la sua azione. Certo. E prima parlava della dimensione culturale, no? Che forse è anche la più difficile da
da cambiare, perché giustamente diceva, insomma, le barriere architettoniche con un po' di buona volontà, anche forse con un po' di intelligenza, mi permetto di dire delle volte, perché vediamo delle cose che sì, si potrebbero risolvere molto banalmente e facilmente, ma e invece da un punto di vista culturale? Culturale sì, ci sono delle barriere ancora purtroppo esistenti, partendo anche dal linguaggio della comunicazione stessa, no. Quindi se voi pensate all'evoluzione, c'è stata un'evoluzione, culturale c'è stata, non è che diciamo che c'è stata un'accelerazione negli ultimi, diciamo, 15 anni. Se voi pensate che all'inizio del Novecento i termini utilizzati erano menomato, disadattato, invalido, per arrivare poi negli anni '60 handicappato, poi siamo arrivati negli anni 90 con diversamente abile, no? Allo stato dell'arte siamo arrivati al termine corretto che è persona con disabilità. Tutto questo legato a cosa? Uno, all'evoluzione della società, legata innanzitutto all'evoluzione del concetto di disabilità, mentre prima si guardava prettamente alla malattia e si trascurava tutto il resto. Quindi uno praticamente aveva, che ne so, la poliomielite, aveva una malattia invalidante, si valutava prettamente quella, E trascurando tutto il diventa la resto. malattia, no, la persona Esatto. diventava la malattia. Tutto il resto, l'ambiente sociale, l'ambiente fisico veniva, trascurato. Invece adesso rientra a pieno titolo, quindi secondo un modello che viene chiamato modello biopsicosociale. Cioè la malattia sì, ma l'ambiente fisico, l'ambiente sociale in cui la persona vive gioca un ruolo importante e strategico ai fini della valutazione della disabilità. Quindi Certo. parlo anche nei confronti dei colleghi architetti. Gli architetti, i progettisti, i geometri, ingegneri, molto spesso sono produttori di disabilità, perché non progettano secondo regole, secondo quello che è il senso, il buon senso. Molto spesso applicano la norma, ma se tu mi fai, e qui non so se ve l'ho già detto, la norma dice che la pendenza massima di una rampa a livello nazionale è l'8%, se tu mi fai una rampa all'8%, quante persone con disabilità riescono a superare quella rampa? Al di là della carrozzina, che già ogni carrozzina fa fatica, allora ci vuole il buon senso. Allora il buon senso qual è? Anziché fare la rampa all'8, me la fai al 5, perché tu se me la fai all'8 mi tagli fuori una fetta di persone che può usufruire di quella rampa e crei disabilità. Certo, Questo è un esempio molto pratico. certo. Nel suo bel sito molto ricco, che veramente invito ad andare a vedere, ci sono anche questi quaderni, no, delle 4A. A me ha colpito molto quello sugli ausili, perché è stata anche questa un'esperienza purtroppo personale. Cioè a volte vengono dati degli ausili anche molto belli, ma vengono messi lì così e dopo, non è facile alcuni, tipo un montascale, non è facile da usare, no, e anche perché magari la persona che dovrebbe usarlo è intimorita da queste cose così avveniristiche. Sì, no, ma giustamente, come ritornando al discorso del concetto di disabilità biopsicosociale, la valutazione dell'ausilio non deve essere fatta prettamente legato al problema della barriera, ma deve essere valutato anche sotto il profilo sociale. Chi è il caregiver in quella famiglia che utilizza che è di supporto al paziente, che utilizza quel montascale? Cioè, se ho due anziani di 80 anni, cioè una di 80 anni non può gestire un montascale. Quindi la valutazione deve tener conto anche chi è il caregiver, chi è il facilitatore in termini di assistenza. E quindi questi quaderni li ho studiati secondo una modalità e secondo un concetto di equazione di 4A, dove l'autonomia, allora gli quaderni sono 4 e sono accessibilità, ausili, assistenza e autonomia. Quindi l'autonomia è la risultante della sommatoria dell'accessibilità più le ausili e l'assistenza. Quindi questi elementi sono indipendenti uno dall'altro, però interagiscono in maniera molto personale, in maniera autonoma. Quindi diciamo che è un vestito su misura.
tutto quanto in virtù ai bisogni della persona, anche in virtù al potenziale residuo che la persona ha. Quindi in base a quello si cerca di trovare l'ausilio, la soluzione più adatta. Quindi questi quaderni, perché intanto li ho chiamati quaderni per una ragione ben precisa, perché io da una vita prendo appunti. Li ho presi prima per me e poi per gli altri, e quindi ho quaderni e taccuini, e quindi i quaderni non è altro che ho messo nero su bianco la mia esperienza quotidiana, uno di persona con disabilità, ma soprattutto anche come professionista che da 35 anni opero nel mondo della disabilità, lavorando con i pazienti presso l'ospedale di Motto di Livenza, ospedale di alta specializzazione, è da 20 anni che lavoro lì, e anche come docente universitario a Tor Vergata con gli studenti con i quali io mi interfaccio per trovare delle soluzioni sperimentali in termini di accessibilità. Che tra l'altro sono metodi e modi diversi, anche qua, un concetto interessante, che è quello da dire. Un conto è lavorare sul caso, sulla persona con disabilità, quindi in base a quello fai il famoso vestito su misura, che si differenzia invece con quello che io faccio, ad esempio, col Comune di Treviso come disability manager, lì sono da 7 anni che lavoro. E lì si fa un'azione più rivolta alla comunità, attraverso cosa? Il modello della coprogettazione, la progettazione partecipata, cioè rendere tutti i cittadini compartecipi alle scelte e alle azioni legate all'aspetto dell'accessibilità attraverso progetti o iniziative condivise. Quindi sono due modalità diverse, però devo dire che bisogna di volta in volta anche lì trovare la strategia. Quindi non è, diciamo che il disability manager deve essere anche un creativo, è un creativo. Quindi trovare le Beh, soluzioni certo. personalizzate. Questo vale anche per gli ausili. Ma anche perché i problemi credo che siano diversissimi, cioè Beh, sì. perché tendiamo anche un po' così per pigrizia mentale magari, no, a mettere tutte le persone che hanno qualche problema, persone con disabilità, in un unico mucchio, ma in Certo. realtà sì. Ma pensiamo che il mondo degli ausili, lei prima ha sollecitato in maniera evidente il concetto dell'ausilio. Pensiamo alla carrozzina, no? Uno dice, beh, ma le carrozzine sono tutte uguali? Assolutamente no. Ci sono carrozzine elettriche, carrozzine manuali, la carrozzina che ti permette a verticalizzarti, quindi di poter metterti in piedi. Cioè, tutto questo è in funzione ai bisogni e necessità della persona, uno legata alla tipologia di patologia che ha, ma soprattutto anche all'attività che deve svolgere. Cioè, Certo. se io devo girare per il nostro litorale, per vedere le bellezze naturalistiche, non posso avere una carrozzina manuale e neanche una carrozzina, tra virgolette, elettrica che mi permette, tra virgolette, di muoversi in maniera molto lenta, ma in un ambito, in un arco d'azione molto limitato. Quindi è tutto anche in funzione all'uso che si fa dell'ausilio. E qual è secondo lei adesso il tema più urgente sul quale bisognerebbe che le istituzioni, credo, no? Si concentrassero e magari dedicassero anche qualche euro, perché E uno dei problemi I fronti sono tanti e diversi. Pensiamo al mondo in generale della fragilità in generale. La fragilità che non riguarda solo le persone con disabilità, ma pensiamo all'anziano. L'anziano l'anziano è una persona fragile, non è disabile, però per esempio un'altra categoria che si è aggiunta nel tempo rispetto a una volta, è che una volta avevamo le persone con disabilità e le persone anziane. Adesso abbiamo le persone anziane, abbiamo le persone disabili, adesso abbiamo pure i disabili anziani, eh sì, perché che l'aspettativa è di un punto comunque, no, è una cosa positiva, vuol dire che certo, positiva sì, ah, però cosa comporta questo? Che purtroppo il sistema di risposta all'aspetto dell'assistenza è fermo da 40 anni. Quindi le case di riposo, detta proprio in maniera molto papale, a mio modo di vedere, devono essere superate, devono, tra virgolette, restare per casi estremi, per persone che hanno problematiche complesse e quindi hanno bisogno di un'assistenza di un certo tipo. Ma bisogna pensare invece a modalità di aggregazione diversa, che può essere ad esempio il co-housing. Il co-housing è straordinario, questo vale per tutti, non solo per persone fragili. certo, Pensiamo alle persone che hanno anche un reddito basso, persone che hanno una fragilità economica
non fisica, economica, che non sono in grado di sopportare e sostenere dei costi gestionali familiari di un certo tipo. E quindi il co-housing diventa, secondo me, una strategia importantissima. Invece la politica cosa vuole fare? Cosa fa? Tende a centrare, a centrarsi il potere. Quindi, per esempio, anziché delegare all'esterno, ad esempio, strutture che potrebbero essere aperte anche al privato, ma anche a sistemi organizzativi cooperativistici, Tipo associazioni associazioni, cooperative. aggregare tutto, tende a aggregare tutto il potere politico della regione. E questo cosa? Perché? Per una questione di razionalizzazione di costi. Quindi il direttore non è più il direttore di una casa di riposo, ma ne avrà 3-4. No, questi sono i famosi risparmi che non servono a nulla. No, quindi sono risparmi che non portano a nulla. Quindi l'idea del co-housing deve essere diffusa ad ampio raggio, quindi non solamente per le persone anziane o per le persone, diciamo, con disabilità, ma tutto il mondo della fragilità anche nell'ambito dell'economia domestica e dell'economia in generale. Quindi pensare di creare delle modalità aggregative di più famiglie, magari sole o coppie, che possono condividere tra virgolette un'abitazione una all'altra, però creare degli strumenti incentivanti sarebbe una cosa bellissima e naturalmente costerebbe molto meno allo Stato, ma soprattutto la cosa bella che la persona può vivere in maniera autonoma, abitare nel proprio contesto familiare e soprattutto, tra virgolette, essere una persona che può vivere in maniera autonoma e soprattutto autodeterminarsi, perché quando uno è in casa di riposo non è autodeterminato, ma dipende sempre dagli altri. Certo. Allora, architetto Dalla Mora, abbiamo appena sfiorato l'argomento in realtà, per cui ci siamo già detti prima, quando ci siamo sentiti, che torneremo insomma su questo tema perché è gigantesco e prima parlava di caregiver per esempio, e anche quello è un tema molto grosso e anche del cosiddetto dopo di noi, no, per cui magari la invitiamo più avanti di nuovo a parlare di questi temi perché sono importanti e perché ci riguardano tutti quanti in maniera più o meno diretta, insomma, anche se anche perché siamo un paese di anziani, quindi ecco. Va bene. Allora grazie. Rodolfo, grazie. Io ho messo in onda tutti le informazioni per contattarti, poi le metteremo anche sul canale di YouTube. E niente, complimenti per quello che fai, perché vediamo che ti dai da fare tantissimo. Veramente una grandissima Esatto. attività e anche sì. Ma mi piace costruire, sai cosa, fuori di qui. Sì, abbiamo visto. Abbiamo visto. No, perché diciamo che c'è un territorio di fuori di qui che risponde molto. E il sottotesto non serve dirlo perché l'ha già detto in modo chiaro. No, è la verità, mica cose, è la verità. No, certo. Già. Va bene, Grazie mille. grazie Rodolfo, a presto e buone feste. Anche a voi, grazie a tutti, buona serata. Ok, microfoni spenti. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight.
Prenditevi il all microfono. your faithful friends who are dear to Sì. us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Ma se c'è una cuoca, allora mi aggrego. Through the years we all will be together, if the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Have yourself a merry little Christmas. CT Bendaland, vi ricordo mercoledì 17 dicembre 20:45 al tendone di Cavallino. E adesso ci partiamo verso le montagne, andiamo nel Trentino. Cosa andiamo a fare nel Trentino? No, anche perché ci si rompe le gambe e non vale la pena. Potremmo andare in qualche museo a vedere qualche esposizione, qualcosa. Direi di andare verso Predaia, in provincia di Trento. Sì, nella frazione Segno, dove c'è il centro culturale Padre Chino. E cosa troviamo lì? Adesso ce lo dirà il nostro primo ospite, Mauro Neri. Ciao, buonasera. Anche lui verso le montagne Sì, certo. per questa, I, per i questa venti, bella i venti iniziativa. meridionali vi hanno spinto verso le valli del Trentino. Esatto. Sì, io mi ritengo, ognuno ritiene privilegiato essere nato nel proprio luogo, ma io mi ritengo veramente felice di essere trentino, anche perché la nostra è considerata una terra di passaggio, è considerata un corridoio che ci porta dall'Italia dello stivale su fino ai paesi nordici. Quindi abbiamo un sangue misto, ecco, diciamo così, sangue misto che si è, almeno per quanto mi riguarda, si è amalgamato molto bene con il sangue di Luigi, la sua arte, il suo modo di essere artista, di vedere il mondo, la realtà, ma anche
quella che è una irrealtà attraverso le sue forme, i suoi smalti, i suoi quadri. Ecco, con Silvia si diceva, ma perché non facciamo assieme qualcosa con Luigi? È stata Silvia, dicevo, a farmi avvicinare a Luigi Ballarin. E appunto, cosa troviamo allora a Segno, al Centro Culturale Padre Chino? Troviamo Ecco, sì, una allora, mostra. Segno è nato nel 1611 Eusebio Chini, padre Eusebio, poi diventato gesuita, padre Eusebio Francesco Chini. È andato a fare il missionario in Messico e in Arizona, e in Messico Chini significava cinese, per cui non piaceva molto. Allora è nato Chino, e vi assicuro che ancora oggi, se andate in Messico, questo Trentino, prima prestato alla fede, poi prestato alla missione, è un santo. È un santo per la popolazione, ha lasciato una impronta indelebile. Pensate che ancora oggi, se voi chiedete a un messicano del deserto di Sonora, ma quando è morto Padre Chino? Ah, sarà 5-6 anni. Quindi è ancora molto presente, ma e come mai? Che cosa ha fatto di particolare per essere Allora, rimasto lui è così? andato in Messico, nella Nuova Spagna, al seguito dell'esercito spagnolo, dal quale si è immediatamente, appena arrivato, si è immediatamente discostato, mentre i soldati non facevano altro che depredare le ricchezze del Messico. Lui ha pensato innanzitutto a creare per i messicani un futuro diverso, un futuro migliore. Pensate che in 24 anni ha fondato 25 missioni, ha fondato altrettanti rancheros dove venivano allevati i cavalli che gli spagnoli perdevano nel deserto. Ha chiesto all'imperatore spagnolo che i Pima, i nativi locali, non venissero schiavizzati nelle miniere. Ecco, un personaggio incredibile. Noi abbiamo riscoperto questo personaggio da pochissimo, in realtà, da 40 anni. Prima, per saperne di più, bisognava andare in Messico, nel quale era un personaggio immortale. E Se noi quindi andiamo, adesso avete pensato di dedicargli questa mostra? esatto, una mostra, adesso vi faccio vedere la copertina, una mostra, Io Chino, che in 16 quadri di Luigi, che illustrano 8 racconti miei, dall'infanzia fino al giorno in cui purtroppo è morto, la figura di questo personaggio. Quindi 16 quadri, 8 racconti, dai quali emerge questa figura che ormai in Trentino è conosciuta da tutti. In 30 anni lui è riuscito a entrare nel cuore di praticamente tutti i trentini. Il piccolo paesino di Segno, in Valle di Non, comune di Predaia, oggi è il biglietto da visita per non solo conoscere Padre Chino, ma anche per avere, come si può dire, le musiche, gli odori, i sapori dei nativi d'America. E quindi Luigi, come hai trasformato in immagini queste storie? Allora, in realtà, buonasera a tutti. In realtà, Luigi Ballarina è un artista, un pittore,
e ha una pittura molto personale e insomma credo che si trovino tantissimi materiali, insomma, con le immagini che ci regali. È anche molto internazionale come ispirazione. Infatti, non ultimo, con Padre Chino non sono andato in Medio Oriente, ma sono andato Messico. in America. Quindi, insomma, per me è stata una grande sfida, però credo che sia stata vinta. Allora, il Padre Chino è nato tutto, diciamo, insomma, c'è stato un lungo percorso per iniziare, ma nel 2022, se ricordo bene, Mauro, il MART, il Museo di Rovereto, voleva, credo, qualcosa per celebrare il Natale. E quindi assieme a Mauro e a Silvia abbiamo pensato di creare un presepe riguardo la vita di Padre Chino, cioè interpretarlo non in maniera medio orientale, ma interpretarlo come probabilmente Padre Chino l'avrebbe spiegato alle tribù dei Pima. Infatti ci sono i re magi che sono praticamente degli indios, il bue e l'asino sono stati fatti spostati con un bisonte e un puma, e quindi ci sono tutti oggetti della tradizione di quella zona là praticamente. Quindi è stato esposto al MART per credo un mese, giusto il periodo di Natale, per poi essere portato sempre a Rovereto alla Campana dei Caduti, e lì è stata fatta la mostra che abbiamo presentato qui, ma in anteprima è stata fatta già alla Campana dei Caduti, un luogo chiaramente molto importante dove ha avuto lo stesso una risonanza molto forte. E passato un po' di tempo il museo è diventato fondazione e quindi insomma è riuscito anche a farsi un po' più forza, ed è riuscito, grazie ad Alberto Chini, che è il presidente, a realizzare questa mostra a Palazzo Trentini, che è il palazzo della provincia, aiutami tu, Consiglio provinciale. Consiglio provinciale, quindi un luogo istituzionale molto importante, dove abbiamo esposto nell'atrio questo presepe, che è grande perché 2,40 credo per 3,60, una cosa di questo genere, e quindi insomma è un'opera mastodontica, difficile anche, cioè io l'ho realizzata in maniera tale che si possa trasportare, ma insomma il montaggio diventa un po' Impegnativo, diciamo. esatto, un po' Ah. impegnativo. E poi sotto, nella sala Winkler, è stata riproposta la mostra delle 16 opere. E quindi insomma adesso resterà tutto il periodo natalizio. Credo che insomma il presidente del Consiglio di Trento è stato molto contento e ci fa Ma onore. quindi c'è uno studio, ovviamente, insomma, no, della cultura, delle Ma sì, tradizioni. certo, poi io quando realizzo questi, diciamo, progetti che tra l'altro fanno parte di un mondo che non dico non mi appartiene, perché anzi un ritorno alla mia cristianità, perché Padre Chino, insomma, è stato missionario e quindi ben venga, cioè nel senso che io comunque cerco di fare un discorso interreligioso, però io sinceramente, quando Mauro per la prima volta mi ha parlato di Padre Chino, io sono caduto un po' dalle nuvole, anche perché insomma credo che in Italia pochi purtroppo lo conoscano, ma l'intento, mi permetto di dire Mauro, poi magari correggimi, di questa mostra è anche perché Padre Chino è venerabile, ma vorremmo, cioè la fondazione e tutti, la famiglia e tutto il resto, che cominciasse a diventare beato per poi portare alla santità. Credo che manchino dei miracoli evidenti. Sicuramente in Messico è, come diceva lui, cioè una cosa veramente, ci sono dei blog, ci sono dei siti, insomma tutto parte, quando noi facciamo qualcosa, Padre Chino, cioè loro ci riempiono di, tanto che credo che lo scopo, non dico finale, ma quasi, sarà di portare questa mostra in Messico. Insomma, Dove credo che sarà molto molto amata. sicuramente sì, sicuramente venerata secondo me, perché davanti al presepe secondo me loro si identificheranno in qualche maniera. Anche perché, diciamo la verità, Padre Chino per noi
dovrebbe diventare santo. Per i messicani non è un problema. Mm. Non è un problema perché Lo per sentono loro tutti. è Perché lo è già già. santo. È già santo. Anche se la richiesta che diventi santo è partita dalla diocesi di Hermosillo, va bene? Della quale fa parte anche il paese dove lui è morto, Magdalena, il paese di Magdalena, che oggi si chiama Magdalena de Quino. Ah, quindi proprio È se il santo l'hanno nazionale. completamente, sì. È il santo nazionale. Diciamo, se voglio fare un paragone con l'Italia, o San Francesco o Padre Pio. Sì, è Ah, proprio ok. a livelli così esponenziali. Quindi anch'io quando ho realizzato le opere ho detto mamma mia, sto creando qualcosa per un futuro santo, comunque una Una persona cosa importante, molto importante, caspita. certo. Quindi Sì. insomma questo mi ha dato una grande responsabilità, veramente, anche perché insomma, cioè, poi è chiaro che io ho visto queste opere nella mia maniera, con la mia pittura anche. Invece Chiaro. credo che siano state molto apprezzate. Non so se qualche messicano che è venuto avanscoperta a vedere il museo No, è piaciuto, è piaciuto. che poi ci sono anche altri artisti che hanno fatto, c'è un murales Certo. fuori del museo fatto da un artista messicano, insomma, Messicano. no? Poi c'è una statua enorme, ci sono due statue enormi di Padre Chino, una davanti al museo di Segno e un'altra a Washington, giusto? No? E l'altra, In un'altra statua Tucson, in diversa è Arizona. all'inizio di Segno. È una statua proprio che sovrasta la nazionale. Mentre Che è stato donato dalla città di Tucson. esatto, Leggo del Tucson, vostro in libro. occasione dei 300 anni della morte. Quindi, E insomma, quindi Luigi, così per concludere, no, mi incuriosiva la ricerca che sei andato a fare proprio beh, sui allora costumi, gli animali. tanto di quel materiale pazzesco, cioè sono stati scritti, Mauro stesso ha scritto molti libri, quindi insomma loro mi hanno riempito di libri, di video che chiaramente ho dovuto studiare, ma devo dire che insomma alla fin fine mi sono sicuramente avvicinato al libralogo, perché poi lo scopo era quello, no? Cioè interpretato i racconti che Certo. Mauro ha fatto come di solito si fa. Chiaramente lui dà la guida alla scrittura, diciamo che Silvia ha la voce e la parola e io interpreto con la mia arte. Però poi ci sono anche video, credo sia stato fatto anche un film, è stato fatto anche un concerto, no? Ci sono dei cori dedicati a lui, Certo. ma c'è tanto di quel materiale incredibile. Ah, va Peccato che non bene. venga, diciamo, ampliato a tutta l'Italia e che bene o male rimanga circoscritto a una regione. Ma la creazione della fondazione, secondo me, darà una spinta. Ma di sicuro, ma di Infatti noi oggi ne sicuro. stiamo parlando in Veneto. Infatti, ma è quello che dicevo io l'altra sera quando c'è stata l'apertura, che ringrazio il Trentino perché insomma mi sta dando tra l'altro una visibilità quest'anno, perché sto facendo un sacco di cose in Trentino, grazie a Mauro e a Silvia, però credo che questa mostra, a maggior ragione delle altre, abbia bisogno di andare un po' fuori regione per essere capita, visionata, conosciuta, perché così insomma di Padre Chino se ne può parlare di più. E allora abbiamo dato una piccola mano anche noi con il nostro viaggio in Certo, noi ti mongolfiera. ringraziamo. Perché E noi ti insomma ringraziamo. è importante. Grazie mille e Grazie a in voi. bocca al lupo per Grazie a voi. il prezioso lavoro che fai. E aspetta, Tra i poesi e anche- diamo un attimino le coordinate bravo Gian. un po' di coordinate. Allora, la mostra, il museo è aperto tutte le domeniche dalle 14:30 alle 18.
Da maggio leggo da maggio a ottobre dalle 14:30 alle 18, escluso il lunedì. Mi pare di aver visto questa informazione. C'è anche un sito www.padrechino.org e quindi potete trovare Che vi trovate tutte. tutte le informazioni. Bene, grazie mille. Grazie mille. mille, grazie a voi. È sempre un piacere Grazie. rivedervi e Anche per noi. spero Io presto. spero di rivedervi, spero di rivedervi. Esatto, se riuscite magari ad andare a vedere la mostra di Padre Chino ci farebbe un grande favore e piacere. No, vediamo. non è detto che facciamo un salto, insomma. Perché, insomma, sarebbe bello. E Esatto. poi io vi aspetto magari anche a Venezia, visto che... Ah già, è vero. A Venezia che giovedì, no? Aprirai un'altra mostra. Sì, esatto, sì, giovedì. Allora di quella ne riparleremo prossimamente. Va bene, quando vuoi. Va bene. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ciao. Ciao ciao. Ok, microfoni spenti. Beh, un giretto no, non mi dispiacerebbe farlo. Buonasera. Però hai visto che regge bene questo team sull'accollamento. Ma è stato ferito? Attenzione che apro. Eccoci tornati, grazie alla musica di C.T. Bendeland. Jingle Jazz, il concerto che sarà mercoledì 17 alle 20:45 a Cavallino all'area mercato. Mi faccio un po' di autopubblicità. Perché E oltre a essere il regista e il guidatore della mongolfiera di questa trasmissione, Gian fa anche altre 7.000 facciamo cose, altre cose. compreso fa parte di una jazz band e suona il contrabbasso. Esatto. Va bene, adesso lasciamo perdere le mie cose e passiamo abbiamo di nuovo con noi, è tornato con noi il veterinario della CERT, Guido Pietro Luongo. Buonasera, ciao Guido. Buonasera, grazie sempre per questo invito e buonasera a tutti gli ascoltatori. Bentornato a bordo, dottore. Allora, Grazie. velocemente, intanto un veloce aggiornamento sulle condizioni di Mimmo che avevamo lasciato nel bacino di San Marco. Il delfino di Venezia, chiamato Mimmo, Nane, Clodio, con tutti i suoi nomi, sta bene. Riceviamo aggiornamenti in merito quotidianamente da parte di tutti i cittadini e di tutte le persone che hanno preso a cuore questo caso e anche noi ovviamente periodicamente, almeno una volta a settimana, procediamo a monitorarlo per cercare di capire se le condizioni di salute sono stabili e per ora sono stabili. L'animale sta bene, le ferite che erano state riportate sul dorso dell'animale sono in fase di guarigione e anche lui adesso è pronto per le festività natalizie a Venezia. A Venezia, sperando che non lo disturbino troppo. Speriamo di no.
E forse si sta anche un po' abituando forse, no, a tutta Eh sì, a tutta questa probabilmente sì. attenzione. Forse è un delfino narcisista, non so se avete preso in considerazione questa ipotesi. Speriamo di no, e speriamo che trovi la strada verso pesci meno lagunari al più presto. Ecco, ma noi stasera abbiamo, chiamato con noi di nuovo, il dottor Pietro Luongo per parlare di altri animali che abitano i nostri mari, i mari qui vicini, no, e in particolare, le tartarughe e, i cetacei. E come stanno questi animali? Quanti sono? Da che parte stanno? Strano ma vero, tante volte quando pensiamo a questi animali pensiamo sempre che dobbiamo arrivare alle Hawaii, arrivare dall'altra parte del mondo per osservarli. E invece è una notizia che un po' sottolinea quanto noi esseri umani ormai siamo un po' scollegati dalla natura, però questi animali vivono proprio a un passo da noi. Nelle acque del nord Adriatico, quindi della regione Veneto, c'è una stima di una popolazione di cetacei, di tursiopi, proprio la stessa specie del delfino Mimmo di Venezia, stimata intorno ai 600 animali residenti. Sono animali quindi che vivono nelle aree costiere della regione Veneto, mentre in tutto l'areale del nord Adriatico, quindi sappiamo che il nord Adriatico è diviso in tre parti, nord, centro e sud, solo nel nord Adriatico è stimata una popolazione di oltre 50.000 tartarughe marine, in particolare la caretta caretta che spende il suo tempo qui a mangiare perché è una zona ricca di cibo per loro e a svernare perché sono acque molto tranquille e soprattutto più calde rispetto ad altre regioni del Mediterraneo. Sì, anche a deporre uova, no? Ci ricordiamo che un paio di anni fa a Jesolo è stata monitorata e selezionata una tartaruga caretta caretta che aveva deposto le sue uova. Esattamente, nel 2021 riceviamo questa chiamata a luglio in piena stagione di nidificazione e siamo andati a verificare l'avvenuta nidificazione di questa caretta caretta proprio sulle spiagge di Jesolo e con nostra sorpresa abbiamo verificato questa nidificazione. È stata la prima nidificazione registrata, quindi può darsi che sia già avvenuta, siano eventi già accaduti in passato ma non registrati e monitorati e, nella stessa stagione abbiamo trovato un nido anche, nel parco del Delta del Po, Scano Boa, Mm. un'isoletta molto abbandonata, in un certo senso molto selvatica, che è proprio un'isoletta, uno scano, appunto, ideale per questi animali. E, notizia ancora più straordinaria, la registrazione di questi due eventi sono risultati essere i più a nord di tutto il mondo. Ah, quindi sì, non so, è una buona notizia, nel senso vuol dire che è un'altra conferma che comunque le acque si stanno scaldando. È da un lato una buona notizia perché questi animali stanno nidificando in Italia più che mai negli ultimi 3-4 anni. Abbiamo registrazioni di oltre 600 nidi all'anno, che è un numero straordinario per le coste italiane rispetto al passato, ed erano nidificazioni che avvenivano soprattutto nella parte orientale del Mediterraneo, quindi in Grecia. Adesso anche la nostra Italia è piena di questi nidi. Quindi è un'ottima notizia per il futuro di questa specie. Dall'altro lato, però, il riscaldamento globale, il riscaldamento delle acque, porta questi animali a cambiare un po' le loro abitudini e questo qualche volta non potrebbe essere non troppo positivo a lungo termine, perché magari cambiano zone di cibo, zone di foraggiamento e anche nidificare in determinate aree può compromettere lo sviluppo di queste uova e quindi la nascita delle piccole tartarughe. Perché tra l'altro, se non ricordo male, delle uova che vengono deposte poi sono poche quelle che ce la fanno, no? Sì, come diceva la canzone di Gianni Morandi, 1 su 1000 ce la fa. Ah, poverine. I calcoli, in base agli studi di tutti questi anni a livello mondiale, si stima che per le carette carette nate, 1 su 1000 ce la fa. Un nido di solito contiene fino a 100 uova, da un'ottantina, settantina fino a 100 uova,
e quindi immaginate che in 10 nidi si stima che solo una tartarughina su 1000 riesca a raggiungere l'età adulta e quindi l'età riproduttiva e dare così un futuro alla specie. Beh, è riscontrato, no, che più più, più esseri ci sono che nascono e più è la probabilità alta che pochi, cioè che pochi, di cui tanti, pochi riescono a vivere, no? Un po' come le piante, un po' come tutte le altre cose. Esattamente, da considerare che questi sono anche rettili marini, pertanto non hanno delle cure parentali. La mamma tartaruga arriva in spiaggia, depone le uova e abbandona tutto il Mm. nido con le uova, mentre noi, per esempio mammiferi come anche i cetacei, diamo alla luce uno, massimo due cuccioli e quindi abbiamo da dedicare a questi cuccioli tutte le nostre attenzioni e tutte le nostre cure fino, allo svezzamento che può durare nell'essere umano qualche anno, come nei cetacei, può essere più breve, può essere più lungo in base alla specie del mammifero, terrestre o marino. Quindi 'ste tartarughine poverine, vabbè. Però insomma, invece se sono in aumento vuol dire che comunque stanno bene, Sì, sì, sì. Attualmente quindi la non è caretta una caretta specie a rischio, no, no. attualmente la caretta caretta in Mediterraneo non è considerata una specie a rischio di estinzione. Quindi sono buone notizie insomma, almeno su questo fronte, ecco. Buone notizie, però non scordiamoci che la buona notizia di oggi può darsi che se i nostri comportamenti continuano a essere proprio corretti, insomma, questa notizia può cambiare da un momento all'altro. Quindi sappiamo che la specie non è a rischio di estinzione, però dobbiamo adottare o continuare ad adottare comportamenti per proteggere soprattutto l'ambiente in cui questi animali vivono, ossia il mare. Quindi Mentre, niente, volevo chiedere, mentre per quanto riguarda i cetacei, Anche i cetacei in Mediterraneo abbiamo 8 specie residenti e poi altre specie che entrano ed escono. Per quanto riguarda l'Adriatico c'è un'unica specie regina che è proprio quella di Mimmo, il tursiope. Sono animali molto adattabili che vivono soprattutto sotto costa e a volte vivono insieme ad attività umane come ad esempio le attività della pesca, infatti inseguono i pescherecci per cercare di acchiappare qualche pesce che sfugge o ghermire qualche preda proprio dalle reti. Questi animali anche, in particolare la specie Tursiope, non sono a rischio di estinzione. Anche qui però vale la regola che nel momento in cui la popolazione è abbastanza numerosa, nel momento in cui l'habitat, quindi l'ambiente in cui vivono, non è più favorevole a tutte le fasi della vita di questa specie, questa situazione può cambiare da un momento all'altro, a breve o a lungo termine. Quindi bisogna comunque prestare non bisogna mai restare tranquilli, ma bisogna sempre prestare la massima attenzione per rispettare questi animali e l'ambiente in cui vivono. quali sono i pericoli maggiori che corrono questi animali? Sia per le tartarughe che per i cetacei, quindi i delfini e le balene, sicuramente c'è un fattore che è il fattore naturale, quindi vecchiaia, morti premature, malattie, sono, diciamo gli agenti che più, compromettono la vita di questi animali, ma questa è una cosa abbastanza naturale, come succede per noi, succede anche per loro, a differenza però che loro non hanno antibiotici, cure, ospedali ai quali riferirsi, ad eccezione ovviamente di pochi eccezioni per quanto riguarda, balene e delfini, ma soprattutto per le tartarughe marine quando in difficoltà è molto facile è più semplice, non è facile, è più semplice prendersene cura in dei centri specializzati. E poi ovviamente ci sono tutti gli impatti antropici, quindi gli impatti creati dall'uomo nel contesto marittimo dall'inquinamento chimico, dall'inquinamento ovviamente da plastiche, all'inquinamento acustico che può provocare dei problemi a questi animali o farli allontanare dal proprio gruppo sociale o da un habitat che magari per loro è un habitat chiave per la loro vita e tanti altri fattori come ad esempio la cattura accidentale, insieme ad altri fattori sempre dovuti appunto all'uomo, come il traffico marittimo e a volte vengono anche investiti, abbiamo visto anche
anche Mimmo si è preso il delfino di Venezia si è preso un'elicata, che possono compromettere più o meno irreversibilmente la salute di queste specie. E quindi cerchiamo di stare un po' attenti, Fare insomma. sempre molta attenzione. E c'è anche il problema delle reti o non c'è più il problema delle reti? Sì, il problema delle reti e del cosiddetto marine litter, quindi ogni tipo di rifiuto marino, non solo plastico, che arriva in mare, può provocare dei problemi a questi animali. Questi animali possono rimanere impigliati in queste reti e quindi avere difficoltà di movimento, queste reti o comunque questi rifiuti possono provocare lesioni anche croniche che possono compromettere lo stato di salute di questi animali o ingerire questi rifiuti. Dai nostri studi abbiamo visto che l'ingestione di rifiuti in realtà non è un grandissimo problema per questi animali perché il rifiuto come entra esce, però non scordiamoci che in base al rifiuto, alla sua quantità e alla sua anche conformazione, come ad esempio le reti, possono provocare degli strozzamenti degli animali o possono provocare occlusioni o comunque un deperimento delle condizioni dell'animale perché magari percepiscono di essere sazi perché lo stomaco è occupato da qualcosa, ma Mh. questa non è una sensazione reale che può provocare appunto il dimagrimento e l'esposizione dell'animale ad altre malattie o ad altre problematiche. Bene, questo è un altro dei tantissimi motivi per cui non dobbiamo buttare schifezze di nessun genere e neanche lasciarle sulla spiaggia, perché ne vanno di mezzo gli animali e anche magari anche noi umani delle volte, no? Certo, assolutamente. Non scordiamoci che sia le tartarughe che i cetacei, quindi delfini e balene, occupano un posto come il nostro, no? Nella rete trofica, nella rete alimentare. Per cui se un delfino sta male vuol dire che è un riflesso di tutto quello che succede nell'ecosistema e quindi se troviamo degli inquinanti ambientali, come abbiamo trovato per esempio i famosissimi PFAS, che in Veneto sono una grande problematica, abbiamo riscontrato questi stessi inquinanti anche nei delfini, ma anche che sono comunque uno specchio di tutto l'ecosistema marino e infatti a scalare nella rete trofica li abbiamo trovati sia sui delfini che nelle Ecco, vongole. che poi ce le mangiamo, va bene. Esattamente. Come se li mangiano i delfini, tutte le prede, anche noi mangiamo i prodotti del mare e per questo dobbiamo fare ancora più attenzione. Certo. Allora dottore concludiamo. Ovviamente, il dottor Pietro Longo è un ricercatore, quindi ha pubblicato, diverse cose, ma a noi ha colpito un libro dedicato, ai bambini. Abbiamo visto che fa anche delle iniziative per i bambini. Vuole parlarne un attimo anche delle iniziative che ci sono, mi sembra adesso, a breve? Certamente, l'università ha 3 missioni principali. La prima missione è ovviamente la didattica per gli studenti, la seconda è la ricerca e la terza si chiama terza missione. La terza missione è la valorizzazione di tutti i prodotti dell'università per il pubblico, quindi per i cittadini, per le scuole, per i musei, per tutto il pubblico che può, avvantaggiarsi. Noi come dipartimento, per esempio, abbiamo un sacco di progetti con i cosiddetti stakeholders, quindi pescatori, produttori del territorio. Quello che vogliamo fare è mettere a disposizione il sapere sul territorio e quindi cercare anche di creare, qualcosa di positivo e di promozionale, ma anche di valorizzare tutti i prodotti della comunità veneta in questo caso. Soprattutto noi collaboriamo con il Parco del Delta del Po e altri parchi come quello dei Colli Euganei. Questo libro è nato proprio da un'idea della terza missione ed è una raccolta di storie, storie che io ho vissuto in prima persona sin da bambino, infatti anche i nomi in queste storie raccontano proprio di persone che sono ancora vive e io conosco da tutta una vita, sono amici e alcuni anche parenti e quindi attraverso questa idea abbiamo voluto raccogliere 5 di queste numerose storie che sono nella mia mente, alcune sono già scritte ma non sono ancora pubblicate e grazie all'aiuto di studenti, uhm, di personale tecnico amministrativo, di altri docenti dell'università abbiamo voluto illustrare queste storie. Queste storie che sono, a disposizione del pubblico, è veramente
Tutti i soldi vengono raccolti per il Dipartimento e per continuare queste nostre attività, sia per quanto riguarda, abbiamo detto, le varie categorie di settore, ma soprattutto per far conoscere questo mondo meraviglioso, questo bene comune, ricordo, perché non è di nessuno la natura, i delfini e le tartarughe, ma è un bene comune di cui tutti dobbiamo usufruire e di cui tutti dobbiamo approfittare in maniera positiva, e quindi abbiamo aperto sempre le porte agli studenti di tutte le età, soprattutto alle nuove generazioni, quindi ai più piccolini, che sono il futuro per la nostra specie, ma soprattutto per il nostro pianeta. E vuole ricordare un attimo il libro come si chiama? Il libro si chiama Storie mediterranee, è disponibile online nella pagina dell'editore, che è Padova University Press, che è la casa editrice dell'Università di Padova. Benissimo, Bene, ecco, abbiamo poi dato anche i metteremo il consigli. link per scaricarlo più facilmente. Certamente, grazie. È un PDF e quindi insomma è interessante, è carino, è molto, molto bello. E c'è anche la copia vera, reale di libro, se qualcuno vuole farsi un regalo di Natale un po' speciale, soprattutto perché si parla di storie vere, quindi storie a un passo da noi. Bellissimo, grazie. Grazie Grazie mille. dottore, credo che avremo conquistato un altro po' di persone pronte a diventare veterinari e poi andare a seguire Mimmo e compagnia. E vabbè, è il lavoro che tutti avremmo voluto fare, Siete o sempre quasi. benvenuti, tutti quanti. Grazie mille. Bene, Grazie dottore, alla grazie. prossima. Ecco. Sì. Però non si è collegato ancora Francesco. Boh, grazie mille. Grazie. È tardi pure stasera e ritorno da solo sulla strada di casa. Metto folle in discesa, non ho sonno né voglia, c'è che valga la pena, perché mi hai colpito e affondato senza avermi mai neanche sfiorato. Ma diamoci del tu, dai, diamoci del tu. Se ti invitassi una sera, se ti invitassi a cena, ma se ti invitassi a casa, ti inventeresti una scusa, ti inventeresti una scusa. Se ti invitassi a casa, ti inventeresti una scusa, sicuro avresti una scusa. Siamo stati a parlare la gente intorno a ballare, la tua amica che urla la sera è finita e ti rigiri e vai via, e io sempre da solo, perché mi hai colpito affondato senza avermi mai neanche sparato. Ma diamoci del tu, dai, diamoci del tu. Se ti invitassi una sera, se ti invitassi a cena, ma se ti invitassi a casa, ti inventeresti una scusa, ti inventeresti una scusa. Se ti invitassi a casa, ti inventeresti una scusa, sicuro avresti una scusa. Ma posso dirti una cosa? Racconto la mia, inventeresti ancora un'altra scusa.
Bene, Galileo, Francesco Gagliotto, in arte Galileo, è venuto a trovarci nuovamente. Oggi è uscito questo suo ultimo video, il video della regia di Matteo Vitelli, sta andando ancora la parte finale. E con noi Galileo Francesco Gagliotto, in arte Galileo. Ciao Galileo. Ciao, bentornato. Grazie, ben trovato. Ascolta Francesco, io ho cominciato già a diamoci del tu. Sì, hai ragione, hai ragione. Allora, diamoci del tu, il suo ultimo che esce oggi sulla piattaforma YouTube, ultimo lavoro cioè ultimo pezzo per il tuo prossimo album che uscirà fra poco, suppongo. Sì, si spera sempre, nel 2026 ci siamo dati come obiettivo, ci stiamo lavorando già da tempo e questo è, diciamo, il secondo estratto dopo questo passare del tempo, che è stato invece il primo singolo estratto dal... Che lo sentiremo dopo. Ottimo. Perché lasciamo passare del tempo per ascoltarlo. Giusto. No. Ascolta, questa nuova produzione, da quanto tempo ti tiene coinvolto, diciamo? Adesso sono quasi un anno e mezzo, dai, diciamo, adesso siamo riusciti a concludere un po' il tutto e stiamo lavorando appunto sull'uscita di questo disco. È stata una collaborazione intensa da tutti i punti di vista, che ho fatto con Giorgio Maria Condemi, chitarrista eccezionale, musicista eccezionale, per chi non lo conoscesse, chitarrista di Marina Rei, Motta, Giovanni Truppi. Ovviamente oltre al canale YouTube sarà in giro anche per queste feste. Un attimino. È saltata forse la linea, forse è ripresa. Sì, mi dice che è ritornata la linea. Allora dicevo, in questo periodo natalizio puoi anche uscire, lo porterai un po' in giro a farlo sentire nell'ambito, non so, laziale. Allora, ancora adesso non è previsto questo perché stiamo aspettando l'uscita del disco, ci stiamo concentrando su quello, poi ci sarà da suonare dopo. Abbiamo fatto un lavoro per farlo ascoltare il più possibile, no? Quindi facendolo uscire prima un po' su tutte le piattaforme e poi appunto curando questo video, come hai detto già tu, e ti ringrazio per averlo sottolineato, della regia di Matteo Vitelli, che salutiamo. E quindi Devo dire che sono sempre belli i tuoi video, ogni tanto noi li mettiamo sul nostro programma tra un ospite e l'altro, li metto volentieri i tuoi brani e le tue canzoni. Grazie, sono molto contento. Noi ci lavoriamo tanto e cerchiamo di curarlo tanto. Il concept è sempre fare delle cose abbastanza semplici, no? Ma che arrivano e che stupiscono prima noi, stupiscono tra virgolette, perché poi dopo Woodstock c'è poco da stupire. Però No, ma in effetti tu hai detto delle cose semplici, in effetti le tue canzoni sono semplici ma sono veramente belle, sono interessanti, coinvolto, sono delle belle storie che raccontano. mi fa piacere perché poi la parola semplicità è una parola fortissima, una parola potente, quindi mi fa piacere che la semplicità poi ci permette di arrivare a più persone possibili, no? Arriva a tutti, quindi è una cosa che su cui un po' ci punto, no? Quindi mi fa piacere che vi è arrivata, che ti è arrivata. Comunque la semplicità di solito è un punto di arrivo, no? Non di partenza, cioè ce ne vuole per arrivare alla semplicità, no? Per cui Vero. No, infatti c'è ancora tanto da lavorare, no? E io lo dico sempre, che ci sono stati dei grandi
e per me uno dei re della semplicità è Vasco Rossi, no? Che ho 4-5 frasi di una potenza enorme, no? Sì, sì, sì. Anche misto alla musica che poi faceva, è una cosa proprio diretta, semplice, però allo stesso tempo potentissima, cosa che non si può dire di grandi altri cantautori che invece secondo me non erano semplici, no? Però nonostante tutto poi arrivavano, quindi ci sono vari modi. Però Sì, ecco, a me certo. Mm. questa modalità è less is more, come dicono, no? Sì, assolutamente. Sì, sì, ma insomma in tanti ambiti artistici, no? Si Mm. lavora per sottrazione, non Esatto. tutti ovviamente, vabbè, però. Soprattutto quell'artistico dell'arte figurativa, no? Dagli impressionisti e espressionisti poi passiamo alla pop art, no? alla diminuzione di tutto, alla Alla riduzione scatoletta di di zuppa, no? esatto, di Alla zuppa lattina di zuppa. colorata. Sì. È lì che c'è il genio poi. Ascolta, avete intenzione di preparare anche proprio il disco fisico oppure Sì, allora CD? noi ci stiamo lavorando anche su questo aspetto qui, perché adesso i CD non vanno più, No, le il cassette tuo, ancora meno. il tuo collega Romano Angelucci, mi pare, Sì. ha cominciato a fare le audiocassette. Le audiocassette stanno ritornando, pure quella è molto carina come idea di Leonardo, e se no il caro vecchio vinile, solo che c'è una spesa importante dietro, quindi è ovvio che il costo del vinile anche per una rivendita deve essere insomma adeguato, quindi è un'arma a doppio taglio. Però sì, mi piacerebbe per questo disco di fare un bel vinile, visto che io sono un collezionista, mi piace ascoltare musica in vinile, quindi sarebbe poi un coronamento, no? Anche ascoltare il proprio vinile. Sì. Caspita. Sì, anche perché col vinile proprio te la gusti di più la musica, no? Sì, è un'altra, È tutto un sembra altro una modo. schifezza, ma è un'altra cosa. Esatto, perché te lo prepari, ti prepari la musica, ti siedi, ascolti. Esatto, è vero, non è la fruibilità di oggi, no? Sì, Dal esatto. telefonino, da altre cose. È quasi come bere del tè invece che non con la macchinetta a casa nel salotto. Esatto. È del tempo che ti dedichi, no? Tu pensi di dedicarlo alla musica, ma in teoria lo stai dedicando. O fare il caffè con la moka. O fare il caffè con la moka. Che gli stranieri quando ti vedono dicono è come un rito. Esatto, gli dici tu, esatto, è proprio un rito. Va bene. Francesco, grazie mille. Adesso mettiamo l'altro brano, Questo passare del tempo. Niente, aspettiamo allora il vinile, dopo lo compreremo volentieri e aspettiamo tua notizia. Va benissimo, ci risentiamo prestissimo allora. Benissimo, a te, grazie mille. Buona serata, Grazie, buon buona musica a te. lavoro. Ciao. Grazie, ciao. Microfono spento. Questo passare del tempo mi logora dentro e mentre ci penso è già un altro giorno. Mi serve un piatto di pasta, andare a una festa, sai cosa ci resta? Questo passare del tempo e sono ancora in fila al supermercato, metafora della mia vita. Mi serve sedermi, forse vederti dove fai la spesa tu. Ho studiato tanto ma c'è ancora da imparare, ho ascoltato tanto ma c'è ancora da imparare. Vorrei leggere, ma non ho tempo. Vorrei sentirti, ma non è più il tempo. Però quasi lascio andare questa storia che non funziona per un motivo molto semplice, che non so scegliere. Allora fallo tu per me, allora fallo tu per me. Non sono stato mai così bravo a credere.
passo di guardare a fondo, meglio aprire Instagram. Ho studiato tanto ma c'è ancora da imparare. Ho ascoltato tanto ma c'è ancora da imparare. Vorrei suonare ma non ho tempo. Vorrei suonarti ma non è più il tempo. Però quasi quasi lascio andare questa storia che non funziona per un motivo molto semplice, che non so scegliere. Allora fallo tu per me, allora fallo tu per me. Non sono stato mai così bravo a credere in me. E non è semplice scegliere. Allora fallo tu per me, allora fallo tu per me. Non sono stato mai così bravo a credere in me, e in te, e in me, e in te, e in me, e in te. Parlando del triangolo della nostra Bene, Galileo, questo passare del tempo è stato ospite qui nella nostra mongolfiera del Giro del Mondo in 80 giorni. E Rossella, abbiamo finito? No? Ah, è vero. Abbiamo il nostro messaggio di Sami Abomar e quindi sai che non l'ho caricato, adesso lo carico. Intanto racconta. Aspetta un attimo, avevi il microfono spento, dobbiamo rifare tutto questo pezzettino. Eccoci qua, tornati. Tornati dopo, riusciamo a fare un taglia e cuci con YouTube e quindi poi sparirà questo buco enorme creato dalla mongolfiera. Allora, in cielo c'è il buco dell'ozono e dopo con la nostra mongolfiera il buco di audio creato da me. L'importante è che non si buchi il pallone della mongolfiera, Esatto. perché allora mi preoccuperei un pochino. Allora, dicevamo che adesso abbiamo il messaggio di Sami. Sì, Sami Abu Omar, che è un cooperante di Gaza, che abita a Gaza, e così lui settimanalmente, quando riesce, ma quasi sempre riesce, ci manda un aggiornamento. Uno dei problemi, dicevamo, è che il valico di Rafah è ancora chiuso, è chiuso da 2 anni, dall'inizio della guerra, ed è l'unico valico che mette in comunicazione la Gaza, la striscia di Gaza, con l'Egitto, perché gli altri passaggi sono solo con Israele. Sarebbe molto importante se lo aprissero, perché ci sono, come abbiamo già visto negli ultimi 2 anni, decine e decine di tir con tantissimi materiali a bordo, per esempio farmaci, che mancano tantissimo, perché oltre ad avere i problemi che gli sono cadute un po' di bombe in testa, ci sono anche le persone che si ammalano, come è normale, come succede anche da noi. E in questi camion, per esempio, ci sono delle tende che sarebbero preziose, perché non hanno
Sappiamo che l'80% degli edifici a Gaza è stato distrutto e quindi sarebbe molto prezioso avere delle tende vere e non dei rifugi di plastica fatti con materiali di fortuna, perché comunque adesso è inverno anche lì, poi magari arriva la giornata di sole e il sole lì è più caldo, però in generale fa freddo e è piovuto anche molto, ci sono state delle inondazioni e quindi questi camion per il momento sono fermi fuori al confine, speriamo che e ogni settimana è già un mesetto che fa parte del processo di pace l'apertura del valico di Rafah, ma per il momento non sta succedendo niente. E niente, poi per il resto abbiamo visto che hanno anche molta forza, hanno già ricominciato le lezioni in presenza all'università, che è mezza diroccata, a Gaza City, e stanno riorganizzando un po' le scuole nei limiti, insomma, dati dalla mancanza di edifici degni di questo nome, quindi anche lì ci sono delle tende. Poi erano state bombardate anche le tende, perché per esempio a un certo punto alcuni paesi arabi avevano fornito parecchie tende, ma poi alcune sono state bombardate, alcuni agglomerati di tende sono stati bombardati. Quindi insomma la situazione è ancora molto precaria. I beni adesso stanno arrivando, il problema, il cibo, il problema è che la gente non ha soldi per comprarli, quindi devono contare solo sui pochi aiuti che riescono a entrare, quelli umanitari, diciamo, perché invece tutta la quantità di beni commerciali, e quelli possono entrare più facilmente, però questi beni non sono alla portata della maggior parte delle persone, perché 2 anni di guerra significa Senza redditi, senza aver esatto, lavorato. niente stipendi, niente di niente. Quindi Bene, l'ho caricato, il messaggio ce l'ha mandato questo pomeriggio e quindi quindi ascoltiamolo. ascoltiamolo. Situazione a Gaza, sì, c'è stato il cessate il fuoco, poi ogni tanto Israele viola questo cessate il fuoco, comincia anche a bombardare, uccidere delle persone. Finora in 55 giorni di tregua sono stati uccisi più di 400 persone, altre 850 feriti. Sta entrando pochissimo aiuto umanitario, anche le medicine, poche medicine, soprattutto le medicine più importanti per salvare la vita, per usare nella sala laboratorio, che non stanno entrando pochissimo. Cibo entra, però entra più praticamente per il commerciante, soprattutto perché tutto viene venduto, perché sono roba ai commercianti privati, non sono come aiuti, e come sapete praticamente il problema della gente qui sono 2 anni che non lavorano e non hanno liquidi per comprare quello che sta entrando. E poi ci sono ancora il valico di Rafah, ancora è chiuso, dicono dovrebbe aprire, però sono quasi 2 mesi, tutti i giorni dicono apri, non apre, però finora zero apertura. E poi soprattutto anche le tende che sta arrivando, siamo in pieno inverno, ci sono poche tende, tante tende stanno aspettando lì al confine, aspettano che Israele le fa entrare, ci sono diversa gente stanno con le tende strappate o non ce l'hanno più le tende, sono evacuati nell'altro mese. Poi ci sono ancora, Israele sta avanzando sempre di più oltre la linea gialla, che stanno aumentando ora, più del 60% dalla striscia di Gaza è sotto l'occupazione israeliana, oltre la linea gialla, praticamente, che hanno fatto israeliani, che stanno mettendo blocchi gialli che dividono tutta la striscia di Gaza, e loro controllano tutta la zona est della striscia di Gaza. E anche per questo ci sono diverse macerie, ci sono le attrezzature per muovere queste tutte macerie, soprattutto state chiuse perché i mezzi pesanti
che sono state distrutte o non ci sono più come prima e non fanno entrare perché finora dicono non è ancora passata o non è arrivata la seconda fase della tregua secondo il piano di pace di Trump. Per questo le situazioni non sono migliori, sono gravissime e non ci sono anche testimonianze interne perché tutti anche diciamo, giornalisti stranieri finora non possono entrare per fotografare, per documentare tutto, praticamente un genocidio che è durato per 2 anni contro il popolo palestinese e non sta entrando proprio nessuno, non lo fanno entrare, tutti aspettano l'apertura di Rafah, forse dicono con l'apertura di Rafah che fanno passare i giornalisti, però per ora zero e poi anche perché fanno passare anche fuori Gaza pochissimi malati, soprattutto ci sono più di 15.900 malati che sono in lista dalla WHO, quindi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per farli uscire, però finora sono pochissimo quelli che passano. Speriamo le cose che si migliorano nei prossimi giorni, però si vede sarà difficile. Va bene, speriamo che migliori la situazione. Ricordiamo che appunto Sami ha ricordato che non ci sono ancora giornalisti, fotoreporter che sono entrati a Gaza e che dal momento della pausa, diciamo, di questa guerra, nonostante la pausa, ci sono stati già 350 ancora morti palestinesi dal momento della tregua ad oggi. Già, sì, hai fatto bene a ricordarlo e niente, la situazione è drammatica. Poi una volta parleremo di quello che è successo nelle carceri, perché lì siamo a livelli pazzeschi, però insomma ne parleremo quando ci sono testimonianze, sì, concrete, però arrivano notizie veramente drammatiche. Va bene, allora abbiamo concluso. Vi do la notizia, visto che abbiamo avuto Luigi Ballarini, il pittore, con noi. Ricordo che giovedì 11 dicembre alle 17:30 ci sarà l'inaugurazione del Mare della Serenissima, dalla Serenissima a Costantinopoli, dove appunto ci saranno le immagini, i quadri di Luigi Ballarini e le poesie di Donatella Nardini. Questo dove? Al Palazzo Donà delle Rose, alle Fondamenta 9 a Venezia. Quindi, ma poi parleremo anche di questo con i prossimi giorni, poiché la mostra dura fino all'8 gennaio, quindi magari le prossime puntate parleremo ancora con Luigi su questa mostra qua. Ok, Basta. grazie a tutti. Grazie a tutti, andiamo via con la sigla finale, appuntamento a martedì prossimo e ciao, buone giornate. Prefestive, prenatalizie, durante natalizie. Durante natalizia vi ricordo il 17, mercoledì 17, venite al Cavallino, che suoniamo lì le canzoni di Natale in modo swing. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Ok, Gianluigi, microfono una spento. produzione dell'Associazione La Rete. Ci sono Vi aspettiamo a martedì del prossimo. friggitirio, del friggitino. Non lo so se sono le mie cuffie o sono anche all'interno del programma, questo lo scopriremo più avanti. Può darsi che siano nelle mie cuffie solo, No, c'è stato un momento che è partita, erano le 10 la connessione. C'è qualcosa che perché non avevo messo la linea diretta adesso.
sono andato in wifi, mi sono dimenticato di collegarlo. Non so, alle 10 c'è qualcosa che... mi pare meglio però questo microfono.